scenario è bellissimo, peccato che non siamo alle Manzane, la cantina che ospitava e dava l'ok per questa serata, che è una serata dedicata ai formaggi, è così? Ne parliamo con Manuela Perenzin. Sì, è la 19ª serata in occasione della mostra dei vini e da 19 anni facciamo questa cena a base di formaggi in abbinamento ai vini della mostra. Quest'anno è un po' particolare perché, vista la situazione pandemica, abbiamo pensato, anzi la Proloco ha pensato di fare degli eventi itineranti nelle varie cantine. Chi ci parlerà di vino sarà Ernesto Balbinot, che è il suo marito. Certamente, sarà lui che vi parlerà perché è molto più preparato. A me dispiace un po' non aver fatto questa cosa, averla fatta in cantina, comunque è molto bello anche qua perché insomma è un posto storico anche per la mostra dei vini e abbiamo cercato di portare tutte le nostre cose di qua e vediamo come andrà. Mi piace pensare che questa sera la dedichiamo veramente a queste persone che lavorano i nostri vigneti oppure hanno le vacche e gli animali in quei territori impervi e quindi fanno un lavoro veramente molto difficile e lo dedichiamo a loro perché con il loro grande lavoro ci permettono di godere di questi splendidi prodotti innanzitutto, ma soprattutto di godere di questi bellissimi territori. Non tutti sanno, è la 19ª edizione di questa serata con i formaggi. Allora mi è venuto in mente che tutti stiamo parlando in questo ultimo anno di questa UNESCO, del nostro territorio che è diventato territorio UNESCO. Ho detto sarebbe bello recuperare un territorio che parli di UNESCO, magari per quanto riguarda il formaggio. Mi soffermo su una cosa, la nostra è un'azienda familiare, ci teniamo ad essere un'azienda familiare finché possiamo mantenere questa identità. La confezione, se volete buttare un occhio quando passano, l'etichetta è un insieme di facce, tra cui ci sono le nostre 4, mia, di Silvana, Marco e Anna. Della storia ci mettiamo la faccia, per cui non ci nascondiamo.